Yakumaneka! Tutti insieme all'Icon Cup, bam 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 con Ermoce del Divin. C'è Anto, Ale Oliva che la infila, Mirko F facci un gol in difesa con il Cobra. Chris Bom, Enzo e Sasi sempre insieme, tra i pali c'è Prisco, Dario para i rigori, Rapolla e Dido, il rimasto e la forchetta, Sciale e Galasso, in panchina Chef Franco, Erez un spettacolo. Signori, su questo terreno serpi e veleno, perché stasera si gioca contro lo Sporting Cobras e noi come antidoto abbiamo utilizzato il Cobra per eccellenza. Il Cobra, vai tu, giocherò contro i miei figli oggi. Potrebbe essere la chiusura di un ciclo perfetto, di un cerchio perfetto, una tua esultanza sotto questo striscione. Perché ancora non la davano nessuno. Ancora non la davano nessuno, c'è un po' di hype, tanta aspettativa. Tu giochi dietro, mo il compito di stasera diciamo che è bloccare le sortite offensive. Poi Ale! Allora, cosa più importante di questa sera? Nardi 1-0. No. Abbiamo vinto un 7. Stasera il tuo compito è farmi segnare. Perché contro i Cobras. Comunque c'è lo scontro oggi, quale sconto? Visone contro Visone. È vero, c'è un altro visore. Numero 5. L'hanno appena detto, quindi dobbiamo dimostrare chi è il vero visore. Quindi Che è il vero Cobra. Vedi. Visioniamo. È il Cobra, ma soprattutto la Semba Colombi. Il nostro team manager. ci siamo. È giocatore, perché oggi è convocato last minute, perché manca Galas. Quindi sei un ripiego. Diciamo che le qualità tattiche sono più o meno quelle. Però possiamo dire che nell'ultima partita in famiglia ha ben figurato Alessandro e il football Iannace. Jacopo, sei così Verdi. Subito, appena arrivato, capello sfoltito. Sto di nuovo qua perché Dario non c'era, perciò sto io, Cioè, precisiamo la sta cosa. Allora ragazzi, è inutile parlare dell'importanza di questa partita. Abbiamo fatto un percorso secondo me molto bello, importante, ben fatto. L'abbiamo fatto, secondo me è stato importantissimo il fatto che ci siamo ricompattati, che ci siamo ritrovati. Tutti ci avete messo il vostro contributo per arrivare fino a questo momento. Oggi è una data ancora più importante, il compleanno di Cristian. Auguri Cristiano! Tanti auguri veramente. Grazie. È un onore che stasera stai in campo con lui. Ma gioco! No, questo lo decide il mister. Allora voglio scendere in campo, la cosa è bella, ci dobbiamo divertire. Però voglio, Chef Franco, sono un paio d'anni che sta preso a buio. Ma torna euro, io mi vengo. Ecco mi serve veramente. Dai. Allora scendi in campo, dai uno portiere. Ci forza io. Dai, ci sto. Allora, sulla fascia, Antonio, Didona o Giovanni? Come ti? Didona, Giovanni, centrocampo, Enzo Costa. Ale Olivi, te mi aspetto tanto, E ci sei giù? Patrizio. Su Giovanni. No, Superano l'ho detto. E di Patrizio centrale? No? Patrizio centrale, sì. Patrizio. No, Patrizio l'ho detto. Come li vinciamo i tornei così? Sono indecisi, abbiamo una persona che stanno pochissima, però gioca il moscio. Mi raccomando. Stanno dicendo i tifosi loro, scarsi, Napoli dietro, scarsi ma con molti soldi. Scarsi, sì, ma stanno facendo fango. Che c'è? Com'è? È lunghissimo, ha detto il mister. È lunghissimo e stretto. Penso si riferisse al campo. Quando finisce la partita? 4-2 Napoli Creators. Qui lo dico e qui lo dico. Com'è che finisce? Andiamo ai rigori, se ci stanno i rigori. Ci stanno. Ok, andiamo ai rigori. E? E là poi... come fa? La partita come finisce? 4-0 per noi. Chi segna? Ermocio e Ale. Ragazzi, il pubblico ci acclama, ci vuole bene, abbiamo seminato bene in questi anni. Guardiamo. Papà, non mi ha portato un bagno! Torniamo, dai. Per diventare icone mancano 2 passi, ma sono i più difficili di tutto il viaggio, i più ripidi, con tutto il peso del cammino sulle spalle. Ma è qui che si contraddistinguono le icone, le leggende, rendendo fattibile l'impossibile. Oggi inizia a vedersi la differenza tra semplici giocatori e icone. Benvenuti da Gabriele Dattoli alle semifinali di Icon Cup, Napoli Creators Sporting Cobra.
tutto pronto, possiamo partire. Vediamo prima le formazioni, però partendo come al solito dagli ospiti che schierano Cecere tra i pali, Cartaro, Di Stasio e Nota per la difesa, Benedetto, Visone, Scognamiglio dietro la punta, Rivieccio. Mentre il Napoli Creator schiera Frisco tra i pali, Didona, Chianese, Antò per la difesa confermata, Super Allan, il Divin Visone, Ale Oliva ed Enzo Costa dietro la punta, Ermocio. Vediamo che ci fa. Insieme, Ciccio, insieme! Insieme, andiamo raga! Che accomanica! Che accomanica! Che accomanica! Ma non me l'aspettavo! Ma assurdo ragazzi, ma non sono shoot! Ma mi raccomando, Ma stasera la pressione però aumenta! fai bene, oggi è tutto pressione, vai. Mamma mia! Ciccio Caputo o Chef Franco? Ciccio Caputo era a livelli suoi, era Allora, bravo, lui dai. che beve la birra, che piatto gli fa? Un bel panino. Bel panino, sì. Ci sta, Smashbook. Adesso tutto pronto per il via. Prisco probabilmente dare il via alla semifinale, che va addirittura in porta, palo! Che se la ride perché ha calciato alla grande la prima punizione, ma in realtà il calcio d'inizio di questa partita e ha preso subito il palo. Adesso la pressione di Super Allan. Riesce a uscire lo Sporting Cobra. Eccolo il Cobra che vuole dar fastidio a Rivieccio. Ha commesso fallo secondo il direttore di gara, quindi punizione. Mamma mia, andavo di titolare sempre. Nota con le mani. Va a cercare l'area di rigore, libera il Napoli Creators, poi Enzo Costa vince il duello, può andare Enzo Costa con la sua falcata, la suola di Enzo Costa, quadruplicato, rimessa. Andrei, gioco più avanti. Chianese, vicino ad Ale Oliva, tiene il pallone in campo, all'inizio un po' a fatica, poi va addirittura in porta, forse con deviazione. Enzo Costa, da Oliva, sposta bene il pallone il 21, lo star player di questo Napoli Creators. Scambia, poi Chianese, palla un po' a metà, quindi Rivieccio può andare in porta, Murato. Andrei, ripiannanziare. Vai centrale, Andrei. Voi che ci fa con questo gol lì, che ci fa? Andrea, Enzo. Che fa? Ha rotto già le palle. E tu sei sempre un gol. Veniamo su. E non ci capisci. Mister, se fanno qualche sbaglio qua noi, ne dammo in capo. Tu satti sì, poi prendi. Si paralizzano. Non parla. Pallone in verticale su cui Didon arriva per primo. Ale Oliva vuole andare a calciare, Ale Oliva all'ultimo la trovata a Cecere, bel destro del 21. Rivediamolo, dato forte, scendeva questo pallone, all'ultimo ha alzato i guantoni Cecere ed è riuscito ad opporsi al tentativo di Oliva. Enzo Costa, serve Didona, anche lui va a calciare, Didona Cecere. Che Andrea di comandante, a rispindere per te. Ci fanno pirata. Ma dai, mamma mia. Antò la perde, quindi Rivieccio con l'esterno va a cercare e a trovare Benedetto che non riesce a crossare, poi angolo secondo il direttore di gara. Mi sto facendo una strappanata maglietta, vuol dire che andai prima. È buono. Vuol dire che andai prima, mi strappanata maglietta. Adesso va quasi in porta lo Sporting Cobra dalla bandierina. Chi strumbo cazzo con tuo padre? Andrei, tu sei sempre fuori gioco, sta Sempre da fuori gioco sta pazzo, Andrea. Prisco dal Cobra, Chianese, eccolo Oliva, lo chiedeva la panchina, infatti subito ad accelerare il 21 che va a calciare. Oliva, sempre lui, sempre con le magie, si pone la corona sul capo come Sasi Oliva, ma il gol è di Alessandro Magno, 1-0. Cambio di passo per il 21 che poi va a piazzare perché ha visto Cecere piazzato male e la palla è all'angolino. 1-0. Oh, e non hai detto quello che dovevi dire. Dopo assist Magno, gol Super Allan.
Dopo assist Magno, gol Super Allan che adesso riceve il pallone. Super Allan. Enzo Costa gira su se stesso, può dare uno sguardo alla porta. Poi si ferma e si appoggia ad Ale Oliva. Cambio di passo come al solito, partendo da fermo, però Di Dona sbaglia il suggerimento, quindi Rivieccio, raggiunto proprio dal Rottweiler di Mugnano. Pallone lì vicino da Scognamiglio che può guardare la porta, va alto sopra la traversa. Tosta. Andrea, sei fuori gioco, Andrea, fatti più dentro. Andrea! Fatti gioco! Combatti, Andrea, combatti. Combatti un attimo. Chi ci? Sasolivic. Adesso con le mani lo Sporting Cobra. Provano a scambiare Visone e Scognamiglio. Eccolo servito il numero 10, messo giù D'Antò, calcio di punizione. Cosa ne pensi? Ma stai dicendo solo Andrea fatti più avanti. Ma un cambio è lungo, no? Cioè un lancio lungo oppure una parata dello portiere che lo vuole pallonare. Solo così può signor Andrea. Andrea, Moscio, allunga il campo, allungalo. Adesso può andare anche a calciare. La risposta perfetta di Prisco sopra la traversa. Ha calciato Nota. 3 in barriera, ha provato a sorprendere sul suo palo Prisco che tra l'altro aveva davanti Di Stasio, ma è comunque riuscito a distendersi. Andrea, chi ha parato? Il Mocio! Il Mocio ha parato. Ottimo. Prisco ad aprire da Chianese. Ermocio. Buona apertura di Ermocio. Enzo Costa che va a cercare ancora Ermocio che si dimentica come si stoppa il pallone e il pallone finisce in fallo laterale. Vai, non è facile. Edra, devi tirare. Di Dona centralmente da Ale Oliva che va subito da Super Allan. La promessa di Ale Oliva, Allan va a crossare verso Ermocio. Il Visone non ha trovato il capitano del Napoli Creators e allora può ripartire lo Sporting Cobra con Nota che va verticale. Prova a fare sponda a Scognamiglio, ma nella lotta tra numeri 10 ha la meglio quello del Napoli Creators. Ermocio va a cambiare il gioco dove però non c'è nessuno. Girati, Patri, girati! Di Dona riceve pressato, quindi deve liberare dalla pressione trovando Chianese che però regala a Rivieccio che va a fare assist per il sinistro di Nota che non ha trovato la porta, anzi di Giubilo, perdono. Adesso angolo Sporting Cobra e poi tutto solo. Grande occasione per lo Sporting Cobra. Pallone perfetto a trovare il 5 che però è stato lasciato troppo solo in area di rigore. Arbitro! Dov'è? Oh, la può, però non ci fa Luca. Sì. Stai zitto perché tu non stai giocando e devi stare zitto. Ma come so? Gli scarsi non possono parlare. Miti. Quando, chi sa cucinare? Quando giocherai bene puoi parlare con me. Stai parlando con Guardiola. Allora dalla panchina è entrato Rapolla, ma la notizia è che Chef Franco ha bullizzato Sasi Oliva. Ale Oliva da Di Dona centralmente Enzo Costa. Riesce a imbucare per Ermocio, si oppone Cecere. Ancora Ale Oliva, centralmente da Mocio che non riesce a trovare lo stop. Quindi Enzo Costa in pressione, scivola. Nota vuole proseguire la falcata, poi il pallone schizza dalle parti di Visone. Prova ad andare in verticale adesso. Bonini non trova compagni. Visone. Prova ancora a portare Bonini che va a calciare deviato. Prisco la tenuta. Adesso Di Dona. La pressione di Giubilo è un regalo quello di Dona per Rivieccio che se lo divora. Non si deve dare in testa. I calciatori in allenamento si devono redarguire, non in partita, non in partita. La partita senza i presidenti. Ma no, è vero così, è vero così. Adesso è lo Sporting Cobra che prova a costruire al 14. Visone, buona falcata del numero 5 che poi prova ad aprire per Giubilo. Ha capito prima Ale Oliva che deve prendersi la squadra sulle spalle come ha già fatto altre volte. Ale Oliva va a crossare. 33 Perché stai snobbando il 33? Oh, resta! Ti possiamo dire a Mr. Chef che non si dice arbitro, ma arbitro. Diciamolo perché Ci è uscito bene addosso. arbitro. Ale Oliva va via ancora una volta. Poi non si appoggia D'Antò, va a cercare direttamente Michi Rapolla. Poi dall'altra parte lo Sporting Cobra verso Rivieccio. E il Cobra del Napoli Creators riesce a proteggere la rimessa dal fondo. Ale,
Abita a fa. Oh, che genio. Vai, vai. Vuoi buono, non puoi buono. Vai, corri. Ale sta con le mani in tasca. Siete messi tutti quanti in capo, per favore, ci mettiamo sotto, grazie. Ma che sono spazi, che c'è, arbitro? Ma come mamma fa? Facci capire. Chef, non incazziamo l'arbitro, dai, non fare il coglione. Prisco al lancio. Diventa praticamente un tiro, Cecere. Ma sa da calciare. Sì. Oh, una volte. Tira in po'. Adesso di Dona. Allontana e sulla seconda palla riesce a vincere il duello in Costa. Quindi il pallone dall'altra parte per Mirko. Mirko! Chiuso da Di Stasio. Antò proprio da Mirko. Cambio rimessa. Fiscale il direttore di gara. Bonini. Davisone. Forse fallo su Bonini. Infatti Antò va a chiedere scusa perché è intervenuto un po' duramente sul numero 13, Bonini. Iannace va direttamente in porta. Qui il replay, la palla che non esce di molto. Bella intuizione del 53. Mamma mia, quando ha detto Ale pensavo fosse Ale Oliva, invece era Ale Iannace. Gli applausi della panchina per Iannace. Adesso a proposito di Ale Oliva, la battuta di questa punizione da dietro la metà campo. Oliva verso la porta e Cecere rischia, ma poi se la cava. Adesso Bonini prova ad andare da solo, riesce a farla passare. Rivieccio dall'altra parte. Giubilo. Dentro, la palla passa e stava arrivando proprio Bonini, ma non è riuscito a impattarla. Finisce sul fondo e finisce anche il primo tempo. 1-0 Napoli Creator, sale Oliva. Ragazzi, ci ha fatto sfrare l'orgasmo calcistico, veramente. E dici mi fa male lo flessore? E ti fa male lo flessore, non è mai qua allora? No, non stai giocando. Dai, come gioco, non ti giustificare, non perdere. Poi ci siamo. Poi mi scusa, voglio. Voglio, mi raccomando, voglio più testa perché ci siamo, voglio siamo più forti. La seconda parte del primo tempo, ragazzi, siamo spariti completamente. Ci stiamo facendo a passare. No, ma dobbiamo andare tutti quanti insieme. Andiamoci con un attimo di attenzione. Allora, chiama tu i tempi, Alessandro. Ok? Allora, stiamo a sentire Ale. Ci dà lui riferimenti per andare. Oggi loro entrano forti fisicamente, facciamo metro vero. Non mi avevi paura di mettere vero, Franci, non Si può fare perché tecnicamente ce li mangiamo, oggi ce li mangiamo tecnicamente. Dopo il gol li abbiamo giocato. guarda che ne potremmo qua, ma chi soffra? Pensiamo solo a giocare. Patrizio con Alessandro, distanza fatta bene. Non che chi si va a mettere in mano a un chilometro, però. Saliamo tutti quanti. È vero che non ci sta fuori gioco. Se rimane l'uomo imbazzato, chi sta fuori fuori gioco? Ho capito, non c'è fuori gioco, tutto quello che vuoi tu, ma nemmeno restare là così. Ma si dietro, sa che là cuscia a palo no, devo salire. Ok, però se dobbiamo andare, se dobbiamo andare in pressione, partecipa pure tu a quello. Poi ragazzi, facciamola girare con tranquillità. Quando dobbiamo andare sopra andiamo sopra, ma cerchiamo di farlo girare. Lo so, è molto stretto, però superato il primo dribbling, poi dopo c'è i chilometri davanti. Siamo troppo corti. Allora se Alessandro si abbassa, vieni tu tra le linee, in modo tale che tocco a te, poi dopo vai solo, oppure scarichi sul passaggio. Sei andato bene, la prossima volta non ti faccio convocare. Ecco come te la fatti anni qua, quindi non riusciamo a ammassare. Infatti, che le sto dicendo? Però quello che dico, ma pensavo pure noi, non potremmo solo aspettare che automaticamente prima o poi quello fanno. Ma attaccare pure noi, no? Anni qua, come? Sì, assolutamente. Sì, perché sennò stanno tutti quanti là loro. Uno dei No, dove stiamo? Vabbè, se rimane automaticamente rimane. Sempre. No, però mettiti dietro. Appunto, sempre. Magari la respinta del portiere, vai giù. Oppure sulla nostra, che non faccio la povera. Però, dai. Dosiamo bene le energie. Fisicamente stiamo andando in difficoltà, Seconda parte del primo tempo siamo andati in difficoltà, ragazzi. Dosiamo bene le energie. Oppure se quando andiamo a spingere vogliamo arrivare fino in fondo. Mettiamo il risultato al sicuro. Quando spingiamo senza perdere tempo. E poi dopo caso mai ci organizziamo. Ma fisicamente, occhio, dosiamo è lunga, si rischia correre. Non sa fare i cambi, è normale che dopo soffriamo. Tutto pronto per il secondo tempo, anche il Sporting Cobra vuole andare a calciare probabilmente. Va Visone, è un passaggio. Aprisco che raccoglie e ha già rimesso in gioco Di Dona. Oh, Rabo! Mannaggia, vuoi sempre annanzi.
Eccolo Ciccio Caputo, che adesso raggiunge la panchina del Napoli Creators. Qui Enzo Costa commette fallo e prende il giallo. Ale, I'm for it. E for it. E dai. Ma che notizia è? No, non capisci, stai zitto. È l'unico che sapi qua a me. Ale, anche il 3-0 allora a questo punto. Ma chi aspetta la palla? Andiamo. Mi dispiace la porcata. E sta qua, fammi qualche spiccio. Ma chi l'ha piccerino? Lascia stare. Scusate, cazzo, rimetto torre babbe, mamma cagato cazzo. È arrivato anche il Lanza in panchina. Salta Di Stasio, va da Cecere, che poi regala dall'Oliva a buon controllo, palla anche per Ermocio. Ermocio, Di Stasio sulla linea. Ha sbagliato Cecere, Alioliva ha messo giù con il destro e subito è imbucato verso Ermocio, che ha dato uno sguardo alla porta, è riuscito a farla passare. Da Cecere sì, ma da Di Stasio no. Bonini, buona combinazione Giubilo Rivieccio, poi il pallone di ritorno per il numero 8. No, vedi tu, voglio parlare con loro due, vedi tutti e due qua. Parlo io, voi sono in silenzio, ok? Allora partita tranquilla, non voglio che me ne cattivite. Qualsiasi cosa vi ammonirò, ok? Vai a giocare. Poi bravo il direttore di gara a far chiarire subito Didone e Giubilo, minacciando di ammonire entrambi. Poi Didone va forte, vediamo se arriva il giallo. Non era ammonito Didone perché il direttore di gara parlava di comportamenti antisportivi. Qui era un contrasto di gioco. Giubilo intanto calcia sulla luna. E infatti se ne accorge anche lui. Adesso prova a partire Nota, che va centralmente da Rivieccio, non trovato Chianese, vuole andare da solo Chianese, il pallone schizza dalle parti di Ermocio, saltato, Super Allan, va a calciare il Divin Visone, in fondo. 34 sul cronometro, prova a reagire lo Sporting Cobra. Poi pallone sbagliato, quindi Ermocio può approfittarne. Di Stasio, clamoroso. Mamma mia. Dappertutto, centrale. Ma dall'uomo. La patricola salvata. Ermocio da questa inquadratura aveva calciato bene, ma Di Stasio è stato bravissimo a immolarsi ed avere in calcio d'angolo. Se ne occupa Ermocio, ho paura. Invece il pallone interessante per la rovesciata di Chianese. Bella palla di Ermocio. Non è riuscito a impattarla bene il numero 10 del Napoli Creators. Vuole ripartire lo Sporting Cobra. E qui Giubilo sbaglia il controllo, quindi può raccogliere Prisco. Poi rischia tanto il Napoli Creators con Chianese che lascia il pallone. Non lo so. Rivediamo. Qui Chianese lascia il pallone a Prisco che si stava aprendo per ricevere. Poi è stato molto bravo il portiere a spararla più lontano che può. Cioè, avete mantenuto la calma, no? No, sì, abbiamo mantenuto la calma, mo. Mi aspettavo peggio. Allora, un po' furiante questa partita, comunque. Ancora 1-0 il punteggio, 36 sul cronometro, lancio di Prisco. Didona prova ad agganciare, lo fa molto bene. Dietro c'è il Divin Visone servito. Si guarda attorno al numero 5, poi apertura dove c'è Ermocio. Di Stasio lo contiene. Mamma mia, già giusto, mo c'ha così. A palla Ringo Ferro. E poi mi sono svegliato tutto sudato. Ma io, ma ci dove c'è? Non chiamate ciò. Non voglio bene. È un incubo. Continua il beef sulla panchina tra il presidente e il mister. C'è Franco, poi recupera Didone il pallone, fa ammonire l'avversario e gli impedisce di ripartire. Giubilo. Didone da Leoliva. Va via Leoliva vicino alla bandierina che non c'è. Poi il traverso della palla è passata. Ermocio, poi Divin Visone. Largo, di poco. Che peccato, che stava succedendo. Hai capito? Capito che stava succedendo. Vado. All'Oliva bravissimo a trovare spazi dove non ce n'erano. Di Stasio questa volta non l'ha tolta. Il pallone è rimasto lì perché non c'è arrivato Ermocio, ma un difensore avversario sì. E con il collo esterno Superalla non ha trovato la porta. Dopo ce l'hai vicino, dopo qua. Oh, dopo. Sta marcando a Chianese, sta marcando la
Pallone a cercare il centro. Bravo Dove! Bravo Dove! Mirko rimani alto! Di Stasio. Sponda per Rivieccio. Prisco para e poi allontana più che può. 42 sul cronometro. Cecere blocca. Di Donna da Chianese. Ale Oliva. Centralmente Enzo Costa. Visone è andato via. Poi il sinistro. Strozzato di Nota. Ma fallo prima, Enzo, non rischiamo sta palla. Fatemi entrare in difesa. Devo lottare. Fammi entrare in difesa. Non è mai accanto. Un bello buonuto In difesa. Posso tirare la polla? Eccolo Rapolla che protegge questo pallone, poi la perde perché ne aveva troppi addosso e non aveva aiuti. Quindi può andare lo Sporting Cobra con il pallone a cercare Nota. La scivolata preziosissima di Didona. Dai, Enzo, dai! Nota con le mani. Cerca l'area di rigore. Prisco domina. Calma! Didona. Enzo Costa che prova a riservirlo. Poi riparte lo Sporting Cobra con Nota che va ad aprire per Giubilo. Prisco. Enzo Costa allontana. Didona mette giù, prova a partire. Messo giù. Tu stai parlando, non voglio fare. Non mi sacchi la fuori. Deve essere solo quelle che stanno in campo, non quelle che sono fuori. Oh, non salire! Però mi sembra abbastanza contenuto. Prisco va a calciare. Che sinistro di Prisco, bravo Cecere. Antonio, fai paura, Antonio! Dov'è? È staccato, non esagero. Angolo di cui si occupa Enzo Costa. Forte il pallone, rimane lì. Mirko può chiuderla, poi rimane a lottare e non riesce a calciare. Mirko commette fallo secondo il direttore di gara. Non è sembrato. Vieni! Dietro! E si è fatto di tutto per non commetterlo questo fallo. Ho visto così il direttore di gara e poi grande chance dall'altra parte per lo Sporting Cobra. Con Prisco che si distende sopra la traversa. Cecere da Visone. Cristian subito fallo, subito giallo. Guarda di papà, che bello! C'avevi ammonizione Cristian. Battuta corta, Cristian vuole recuperare questo pallone. Poi altro fallo, no, secondo il direttore di gara. Didona, Enzo Costa. 3 di recupero. Nota, è andato via. Centralmente rischia il Napoli Creators, ma c'è Ale Oliva che riesce ad agganciare questo pallone, a sradicarlo nei piedi degli avversari. Quindi poi cambia completamente il fronte offensivo. Oliva non sei, guarda che mi fai male. Che già fare? Ti doveva far segnare, ma già lo ha. No, però ma è brutto l'entrata. Ma già lo ha. È brutto, è bello, è fallo tattico. È normale, perché non ci stanno i zanninari a noi. Entri così. Sono l'unico non youtuber qua in mezzo. Ma non calcio forte, Sì, vabbè, no, eravamo a fare la colpa, ho detto zittisci. Ma ci capite, ma se io ti sto prendendo a chiedere scusa, se non chiamo non sto fatto così. Devi dare via, mi devi far battere! Io mi sono alzato. Guarda, prendi la parte, vai! E basta, che se lo trovano. Più proteste che calcio. Ale Oliva, 3 in barriera. Invece un tocco per il sinistro di Rapolla che centra in pieno la barriera, ma c'è ancora Ale Oliva che poi va morbido a cercare Enzo Costa. Non è finita. Bonini lotta e c'è il triplice fischio del direttore di gara. Il Napoli Creators vince di misura. Ma che sto dicendo? Hai detto 3 minuti di Hai detto 3 minuti di recupero. Prima hai detto 3. 2 minuti, poi c'è il video, ma tornare a vedere il video. Occhio!
Ragazzi, ve la siete meritata. Alla birra di Ciccio Caputo. Ciccio Caputo, la 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 la, Ciccio Caputo, la 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 la, Ciccio Caputo. Aura! Io vado a leggere in onore di Ciccio.